Il Veneto ha sempre dimostrato che è la terra per eccellenza della cooperazione, dell'aiuto e soprattutto di non lasciare indietro nessuno. Dobbiamo difendere i bambini in primis, dobbiamo cercare di debellare e di porre fine a questa vera e propria strage di piccoli che con le malattie oncologiche perdono la vita o vanno avanti con una vita molto brutta. È il primo dovere che abbiamo noi amministratori e soprattutto il dovere che abbiamo è quello di sensibilizzare i veneti, perché i veneti sono delle grandissime persone che aiutano il prossimo. Dunque, appuntamento? Appuntamento venerdì 5 settembre a Due Ville. È un gemellaggio a cui il Comune crede molto, soprattutto per il valore che ha ovviamente il gemellaggio e la Fondazione Città della Speranza. Tocca temi importantissimi, tocca temi che vanno a toccare, scusate il gioco di parole, la sensibilità delle persone, e è un gemellaggio appunto che dura da tanto e che continuerà ancora. È stato rinnovato l'anno scorso, il 26 settembre con la precisione, con la sottoscrizione della Carta dei Comuni Gemellati e siamo convinti che sia una cosa fondamentale. Per sensibilizzare? Per sensibilizzare il fatto di collaborare sempre ad aiutare la ricerca delle malattie oncologiche pediatriche in questo caso. Alberto è mio figlio, purtroppo a 4 anni si è malato di una gravissima forma di leucemia e purtroppo è mancato nonostante le cure efficaci e straordinarie che sono state fornite da parte del team dell'allora professor Zanesco dell'oncoematologia pediatrica di Padova. La malattia era infausta sin dal suo esordio, quindi purtroppo insomma, nonostante gli sforzi è andato tutto male. A distanza di qualche anno il tempo di focalizzare, di riprendere un po' di forza mentale, è diventato spontaneo insomma, realizzare un evento che fosse nella sua semplicità insomma, un veicolo di informazione, di sensibilizzazione per quanti più persone volessero insomma, partecipare all'evento e anche appunto a questa lotta. Per sensibilizzare? Attorno alla problematica del sostegno della ricerca nei confronti delle malattie oncologiche pediatriche. Malattie oncologiche pediatriche che purtroppo, se da una parte hanno avuto ampi successi nella terapia e nel trattamento, negli ultimi anni anche c'è stata un'incidenza che è diventata veramente devastante e importantissima. E quindi a maggior ragione un evento che raccoglie fondi e che fa parlare di questo problema tragico ha un valore veramente incalcolabile. Insomma. Grazie.